Ciao a tutti, mi chiamo Federica, ho 33 anni, veneziana di nascita e residente da piccolina a Favaro Veneto. Vi mando questo video dalla Polonia, precisamente da Katowice, dove vivo e lavoro da quasi un anno. E il governo polacco si è mosso un po' tardi, però è stato veloce nel chiudere gli enti pubblici, quindi locali, palestre, ristoranti, fino al 25 marzo, in attesa di nuove direttive, e ha invitato la popolazione a rimanere a casa, anche se devo dire che è solo una piccola parte che lo sta realmente eseguendo. Faccio parte di quella fetta di lavoratori fortunati che possono lavorare da casa. Io ho vissuto molti anni all'estero, però ammetto che è la prima volta che mi trovo in difficoltà in quanto impossibilitata a stare con la mia famiglia e con le persone che amo. Ehm, Covid-19 mi spaventa relativamente, quello che mi preoccupa e mi spaventa di più è la disinformazione, il bombardamento mediatico e la paura, a volte gratuita, che viene inflitta alle persone. In tutto questo vedo anche del positivo in questo momento, in quanto è momento di riflessione per ognuno di noi, soprattutto per quello che sta accadendo. Di sicuro ci rinforzerà a tutti noi. Per il resto, cerchiamo di rimanere uniti, speriamo finisca presto e vi mando un abbraccio virtuale. Ciao!